Antonio Di Liberto, commissario degli arbitri di B2 nazionale. Antonio, la classe arbitrale, la classe che tu dirigi in queste Kinderjäger 2012, ti sta soddisfando? Ma assolutamente sì, nel senso che qui sono stati riuniti i migliori arbitri che arrivano da tutte le regioni. Per loro è anche un momento di valutazione e di selezione, così come per le rappresentative. Lo sport è unico, quindi sia atleti che arbitri si riuniscono in questa grandissima e bellissima manifestazione per dare il meglio di loro. Abbiamo 51 arbitri che vengono da tutte le regioni italiane, quindi tutte le regioni sono rappresentate anche sotto il settore arbitrale, e questo è un momento di valutazione anche per loro. Fino ad oggi non possiamo assolutamente lamentarsi, anzi abbiamo apprezzato il lavoro che è stato fatto dalle regioni e quindi dai commissari regionali che ci hanno inviato i loro migliori arbitri. Ma nei momenti liberi questi arbitri si riuniscono per confrontarsi, mangiano qualche gelato come gli atleti o cosa combinano? Gli arbitri sono sottoposti al Body Max Index, quindi devono stare attenti a ciò che mangiano, però tutto sommato diciamo che abbiamo trovato anche il tempo per un attimo di relax e per goderci questa splendida città che sta accogliendo il trofeo delle regioni. Oggi siamo riusciti pure a trovare lo spazio per andare in piscina e quindi penso che gli arbitri riescono a coniugare sia l'aspetto dell'arbitraggio e quindi l'aspetto professionale che al relax in questa accogliente città.